tutti, vigilia di Milan-Napoli, la parola a Milan TV. Grazie Laura, buongiorno al nostro allenatore. Buongiorno. Alla vigilia di Milan-Napoli. Mister, ieri chiacchierando con Tonali nell'intervista del venerdì è venuta fuori una cosa molto, molto carina. Noi abbiamo fatto questa grande partita a Manchester, diciamo che uno snodo fondamentale della nostra Europa League è stato Rio Ave, e Sandro diceva: abbiamo una foto in spogliatoio di tutti noi abbracciati al freddo sotto la pioggia mentre vediamo i rigori di Rio Ave, e tutte le volte che la guardiamo ci scatta una scintilla dentro. È la scintilla che in questo momento ha dentro il Milan, mister? Sì, che è una scintilla che il Milan deve sempre avere, perché è chiaro che durante una stagione ci sono delle difficoltà da affrontare e delle difficoltà da superare, e noi tutte le difficoltà che abbiamo affrontato ci hanno permesso di capire quanto serve, quanto significa essere una squadra, cioè sostenerci, aiutarci, stimolarci, sono qualità perché per una squadra sono determinanti, e questo ci ha fatto molto crescere. Poi quella foto lì c'è perché, a parte che è stata una serata particolare, quindi è bello capire attraverso che passaggi abbiamo superato per poter arrivare dove siamo adesso. Andiamo da Sky Sport, Peppe Di Stefano. Buongiorno mister. Buongiorno. La mia domanda è sul Napoli. Spesso parliamo del Milan, in questo caso affrontato un avversario che all'andata diede al Milan una consapevolezza, non dico infinita, ma enorme, maggiore. Al ritorno ha trovato un Napoli sicuramente in ripresa. Qual è la sua idea sulla squadra di Gattuso? Una squadra che gioca un bel calcio, una squadra con grande qualità, una squadra che ha passato un momento delicato ma che si è compattata col proprio allenatore, che sta facendo un ottimo lavoro. Ci aspetta una partita complicata dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, perché il Napoli rimane una delle squadre più forti del campionato, questo sicuramente sì, e quindi ci stiamo preparando. E la seconda domanda, io sono quello del bollettino, le chiedo come siete, non solo gli infortunati da Ibra in giù, ma come siete ritornati da Manchester, cioè se ci sono acciaccati o cose di questo genere, capire un po' i tempi di recupero, se ci sono, soprattutto per il discorso Ibra e Mandžukić. Sì, gli acciaccati di Manchester sono Calabria e Romagnoli ancora, che Romagnoli in parte si è allenato oggi con la squadra ma ha ancora qualche problema, quindi non so se sarà vediamo domani mattina. Mai come in questa situazione deciderò la formazione domani mattina, anche appunto per valutare bene le condizioni dei miei giocatori, quindi Calabria e Romagnoli sono in dubbio per domani. Penso che recupereremo Teo, Ciala e Rebic, e invece per Mandžukić, per Zlatan e per Isma bisogna aspettare la settimana prossima. Benissimo, andiamo da Rocchi, Rai Sport. Sì, ciao mister. Ciao. Volevo capire su questo, appunto, adesso ci ha detto un po' la situazione rientro, insomma, degli infortunati. È un Milan che però con, chiamiamole per seconde linee, senza ovviamente offesa per nessuno, ma tra Verona e Manchester sono entrati numerosi giocatori che hanno fatto davvero bene, hanno mostrato, cito Krunic e Dalot, un'ottima condizione. Ecco, valuterà ovviamente anche la condizione prima di magari rimettere i big in campo, cioè questi ragazzi stanno andando a 1000. Assolutamente sì, anche perché la condizione psicofisica durante un'annata così impegnativa, così tosta come la nostra, è inevitabile che possa scendere per alcuni e possa migliorare per altri, e il nostro obiettivo e il mio obiettivo è preparare la squadra per ogni singola partita per cercare di vincere, quindi è chiaro che anche domani cercherò di salire i giocatori che stanno meglio mentalmente, che stanno meglio fisicamente, e vedremo che formazione schierare dall'inizio. Andiamo da Mediaset, Claudio Raimondi. Ciao Stefano. Ciao. Volevo chiederti quanto il tuo lavoro abbia anche una componente psicologica, nel senso che quando il Milan era in pompa o comunque arrivava da prestazioni, da risultati utili, ci sono partite con la Juve, con l'Inter o comunque dei test molto importanti, forse ha accusato qualche scivolone. Diversamente nell'emergenza, nella fatica, Verona, Manchester, quando insomma è un po' a pezzi, emerge questo spirito di squadra.
è una considerazione che c'è, insomma, che quando quasi è rilassato tendenzialmente rende un po' meno. Io però penso che quest'anno ci siamo rilassati solamente una volta e non doveva succedere, ma purtroppo può succedere ed è successo alla Spezia. Nelle altre partite la squadra non ha mai mancato di spirito, mai mancato di determinazione, di attenzione. Poi ci sta che invece tu non riesci a giocare a un livello alto per superare degli avversari forti come nominato, come Juventus e Inter. È altrettanto vero che però allenano un gruppo di giocatori molto responsabili, molto disponibili, un gruppo di giocatori di qualità, e quindi anche nelle difficoltà numeriche di momenti così difficili ho la possibilità comunque di contare su giocatori forti, su ragazzi disponibili che hanno capito durante il percorso che se giochiamo da squadra, se in campo siamo attivi, se in campo ci aiutiamo, se in campo collaboriamo, allora possiamo diventare veramente una squadra forte. Andiamo dal Corriere della Sera, Carlos Passerini. Ciao Stefano. Ciao. La corsa a scudetto è ancora aperta? Oppure è il caso che il Milan si focalizzi sul posto in Champions? Grazie. Il Milan si deve focalizzare sulle proprie partite e soprattutto sulla partita di domani, perché questo è stato un momento, è un periodo molto impegnativo per noi, abbiamo giocato tantissime partite, ne dobbiamo giocare altre 3, Napoli, Manchester e Fiorentina, ma adesso la più importante è quella di domani sera, poi arriverà la sosta e mancano 12 partite alla fine del campionato, non si possono fare dei conti o pensare a cosa sarebbe meglio, dobbiamo pensare a vincere più partite da qui alla fine, e domani abbiamo un'altra occasione contro un avversario forte che ci ha sempre creato difficoltà, anche nella partita andata ci ha creato difficoltà, poi siamo stati molto bravi a portare a casa i 3 punti e quindi pensiamo a questa partita, pensiamo a dare il massimo, a portare a casa il massimo, perché il campionato è ancora lungo e le posizioni sono tutte da decidere. Pietro Mazzara, Tutto Sport. Buongiorno mister, Buongiorno. volevo chiederle questo, il Milan a Manchester ha dato dimostrazione, come già ci eravamo detti nel post partita, di grande maturità, ma riguardando la partita un altro segnale evidente è la grande intensità che la squadra sta mettendo da dopo il derby in avanti, ritornando sui livelli di fine 2020, inizio 2021. Quanto è stato importante andare veramente veloce ed essere così intensi per tutto l'arco della stagione per far diventare questo ritmo di gioco una normalità? Beh, abbiamo dovuto lavorare tanto, questo sicuramente, e l'intensità è sempre un'intensità prima mentale e poi fisica. Nelle ultime partite, ripeto, abbiamo giocato da squadra in entrambe le fasi, siamo stati attivi in entrambe le fasi, tutti i giocatori sono in movimento, tutti i giocatori provano a dare delle soluzioni, è il nostro modo di giocare. È chiaro che è un modo di giocare impegnativo. Per molti ragazzi è la prima stagione dove si gioca ogni 3 giorni, dove si gioca ogni 4 giorni, quindi se abbiamo avuto anche una leggera flessione, un calo, ci può stare, ma siamo stati bravi a imparare anche dalle nostre sconfitte, a rivedere certe situazioni, a rimetterle in campo diversamente. Io credo che intensità e qualità devono andare di pari passo se vogliamo mantenere questi livelli, ed è questo che stiamo cercando di fare. Pasotto, Gazzetta.it. Ciao mister, Ciao. Volevo sapere semplicemente con quali armi sei riuscito a far uscire la squadra dagli inciampi di febbraio? Cosa hai usato? Che ricetta hai usato? Col lavoro e con la convinzione delle nostre qualità, e non possono essere degli inciampi, dei piccoli inciampi o 2 partite o 3 partite negative a far dimenticare una squadra come si gioca, come si sta in campo, o quello che ci ha permesso di essere la sorpresa del 2020, in testa al campionato per tante giornate. Quindi si trattava solamente di rivedere alcune situazioni, di riavere una squadra molto più compatta di quelle che siamo stati in quella partita, e poi di avere fiducia in noi stessi, ma questa non ci è mai venuta meno, anche se magari dall'esterno si parlava di tante negatività, ma non era così.